Ed eccoci qui, ben ritrovati amici di Radio Chef, pronti per una nuova avventura, un viaggio nel nostro protagonista della settimana, questo mondo che è quello delle erbe aromatiche. Voi lo sapevate che ne esistono più di 400 specie? Me l'ha raccontato la nostra ospite di oggi, la nutrizionista Claudia Casarsa, a cui do il buongiorno. Buongiorno Claudia. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, è un mondo veramente vastissimo, come abbiamo potuto capire. Oggi cercheremo di raccontarvi qualcosina a partire dagli utilizzi, direttamente anche gli abbinamenti nei piatti, perché sappiamo che le erbe aromatiche danno un profumo veramente inebriante ai nostri piatti portati a tavola. Poi per la primavera sono perfette anche per dare un po' di colore, ma innanzitutto dobbiamo capire come coltivarle anche queste erbe aromatiche. È bello avere il nostro piccolo spazio verde dedicato, profumato, capire come coltivarle, quali sono le migliori da scegliere e ovviamente anche le nostre preferite. Sapete un luogo dove ne possiamo trovare veramente tantissime, dove possiamo trovare anche tantissimi consigli proprio utili per snocciolare qualsiasi nostro dubbio? Sono le Serre Berzotto di Aiello del Friuli, dove è stata anche la nostra Barbara per raccontarci di più. Andiamo a scoprire insieme dove ci porta. Tra il profumo del basilico, del timo o della lavanda, sono qui con Federica, siamo a Serre Berzotto e oggi vi parliamo delle erbe aromatiche, vero Federica? Sì. Qui abbiamo una vasta scelta, raccontaci quali sono quelle che possiamo trovare. Allora, noi abbiamo il basilico normale, il basilico artico, abbiamo il basilico violetto, il basilico greco e anche il rubin, il basilico viola. Che differenze c'è tra questi tipi di basilico? Allora, il basilico normale è il classico basilico che troviamo sulle tavole e lo usiamo per fare le pizze, per fare i pesti, per fare qualsiasi, diciamo, in uso di cucina. Il glaciale, che è molto resistente al freddo e ha un sapore ancora più intenso. Il rubin, il greco e il red sono solamente per dare colore ai piatti con caratteristiche di sapori diversi, insomma. Quindi sono dei basilici un po' meno importanti che non vanno ad alterare il gusto del piatto, Sì. Anche se lo vogliamo decorare in un certo senso, sì, no? Sì. Perché in effetti questo è qualcosa che succede quando diciamo vogliamo mettere una fogliolina di basilico, ma abbiamo un buon basilico profumato, magari può alterarci un po' il gusto. E poi qui c'è anche il rabarbaro, per esempio, sì. no? Il rabarbaro è un pianta officinale e viene usata per fare delle marmellate che sono buonissime. Viene coltivato, quando è a maturazione viene lavorato, fatto cuocere, sterilizzato i vasi, messo in vasi e diventa una buonissima marmellata che poi si può usare durante la stagione invernale. È buonissima, la marmellata di rabarbaro io la adoro, anche spalmata su una fetta biscottata, Sì. ad esempio, è buonissima con il pane, o anche una cosa diversa da proporre ai bambini invece delle solite marmellate. E poi c'è l'erba cipollina, il prezzemolo, Sì. la rucola selvatica che io adoro, mi piace moltissimo. Sì, che va abbinata a tutti i piatti, diciamo, dagli affettati oppure anche alle tagliate, che adesso sono molto, si fanno, ecco, anche in casa. E poi abbiamo lo zafferano, il timo, l'anice, rosmarino prostrato, che qua invece possiamo usarlo per fare anche giardini. Si usa per fare delle aiuole o in terrazza. Beh, molto bello. Sì, no? sì. Così lascia il profumo, ha il suo fiore azzurro che è molto bello e in più riusciamo anche ad adoperarlo in cucina. E poi c'è la lavanda, anche questa la si può adoperare anche in cucina, ma lascia questo bellissimo profumo e può anche essere semplicemente ornamentale. Io sono veramente appassionata di questa pianta. Sì. Beh, la lavanda la conosciamo ormai tutti, penso. Ci sono più tipi, c'è la lavanda vera, che è la classica, la lavanda astoccheas, che ha il fiore molto più grosso, che viene messa adesso anche perché attira gli insetti, in particolare gli animali, cioè le api. E questo adesso diciamo che va per la maggiore perché aiuta, ecco, il sistema
certo, la natura, della il suo natura, ciclo, ecco. no? Ovviamente. E poi insomma veramente ci si può sbizzarrire, perché qui grazie poi ai consigli di Federica trovate sicuramente la pianta aromatica per voi, ma se per caso qualcuno non avesse la disponibilità magari di un terrazzo e però volesse avere un piccolo angolino di piante aromatiche, cosa consigli da mettere in casa o sul davanzale? Sul davanzale qualsiasi cosa, il basilico, il rosmarino, il prezzemolo, anche perché bisogna avere dei vasi abbastanza capienti perché riesca insomma a vivere a lungo. L'unica cosa, bisogna guardare il periodo e le temperature, perché il basilico sappiamo che deve avere almeno una temperatura di 15 gradi, altrimenti diventa nero e si certo. ammala. Sì, è così. L'ho provato con i miei piantini di basilico, quando poi ha fatto freddo Sì, è andata così. Sì. Però insomma si può anche chiedere consiglio poi su qual è l'aromatica migliore, quanto tempo dura, come mantenerla sempre, no? Ma allora, vigorosa. come erba cipollina, rosmarino, sono piante che durano nel tempo, non hanno nessun problema, vengono piantate. Menta, qualsiasi di queste piante aromatiche rimangono perché sono perenni. L'unica cosa è che d'inverno muoiono e poi con la primavera ricacciano. Ecco, quindi insomma, se pensavate fosse andata, non è così, tenete duro, perché Sì. la rivedrete fiorire Sì, in primavera. sì. Allora, Federica, è stato un bellissimo viaggio, questo tra le piante aromatiche, e se avete bisogno di un consiglio, Federica vi aspetta qui da Serre Grazie, Bearzot. sì. È stato un piacere avervi di nuovo a Radio Chef. Grazie altrettanto a voi. Buon lavoro, Grazie. Federica. Grazie. Un bel viaggio quello in cui ci ha portato Barbara alle Serre Bearzot, che vi ricordo vi aspettano anche sul sito per intanto dare un'occhiata e vedere le prime anteprime sul loro sito serrebearzot.it oppure anche sulle loro pagine social. Abbiamo fatto anche noi un bel evento, siamo stati alle Serre Bearzot per parlare di primavera, di tutte le piantine che possono essere utilizzate anche nei nostri orti, balconi, terrazzi, insomma lo spazio verde ci fa sentire belli, liberi, e in questa bella stagione bisogna sfruttarlo a pieno anche per quanto riguarda la cucina e tutto quello che poi potremo portare in tavola. Ma Claudia, insieme a te volevo andare ad approfondire anche questo vastissimo mondo delle erbe aromatiche. Oggi proviamo a dare anche qualche piccola curiosità. Siamo partiti dicendo che ne esistono veramente più di 400, e tu come le porteresti direttamente in tavola? Perché ce ne sono veramente tantissime, quindi iniziamo a snocciolare qualcosina. Esatto, cara Maria, ce ne sono veramente tantissime. È bello anche che ci sia proprio una specialità quasi regionale, perché l'Italia forse proprio per la sua posizione geografica, per il suo territorio, veramente ogni regione ha delle proprie erbe aromatiche. Pensiamo poi anche alla storia. Ecco, hanno ricordato l'erba cipollina, stavo leggendo proprio stamattina anche proprio per cercare così di documentarmi. Ad esempio, già dagli antichi romani l'erba cipollina era proprio conosciuta come un insaporitore, anche per aumentare l'appetito. Molte di queste erbe aromatiche hanno anche delle spiccate proprietà sì, anche nutrizionali. Se pensiamo ad esempio anche già al prezzemolo, che è ricco di vitamina A, di vitamina C, ma non se ne deve abusare perché altrimenti può diventare anche tossico. Però oltre a queste, diciamo così, proprietà che possono, insomma, nutrizionali, diciamo che possono essere anche considerate le erbe aromatiche anche un'alternativa, diciamo, proprio all'abuso del sale, perché se noi aumentiamo queste erbe aromatiche ovviamente potrebbe diminuire, ecco, il consumo di sale, che ne giova alla nostra salute. L'arricchimento del gusto proprio. È proprio un arricchimento del gusto. Diciamo che molte di queste hanno proprio delle loro spiccate attività digestive, quindi entrano proprio nella fitoterapia anche per diversi altri scopi. Differiscono, e ce ne sono, come ricordato, tantissime, anche di quelle che magari risultano così a noi un pochino più insospettabili, perché leggendo, oltre la lavanda, che può essere anche appunto un arricchitore nei nostri piatti, pensavo anche di ad quella esempio non bisogna abusare comunque, no, attenzione. infatti quando parliamo di fitoterapia bisogna anche qui considerare che alcune di queste piante appunto possono essere proprio, insomma, hanno le loro attività, ma possono avere anche le loro controindicazioni, anche quelle che ci sembrano così meno, diciamo, sospette. sì.
Ad esempio poi anche l'uso, no? Anche perché differiscono, ad esempio l'aglio e la cipolla, sappiamo delle loro proprietà così detossificanti, sicuramente ecco, sono poi una parte del bulbo della pianta, per altre appunto ci sono proprio le foglie, sono quelle più delicate che come il basilico, la menta. Il prezzemolo, ad esempio, dovrebbero l'erba, insomma, anche l'erba cipollina, ma insomma sono meglio magari mangiate più crude. Altre invece che magari è meglio così lasciar cuocere con i propri cibi. Pensiamo rosmarino e salvia, ma parlando delle più comuni. Tante volte anche sottovalutiamo, ecco, questa loro proprietà, siamo un pochino così più monotoni, ma leggevo anche stamattina, ad esempio, che anche la maggiorana magari trionfa meglio proprio con le uova e non spesso viene usata nella cottura delle uova, oppure addirittura anche il finocchio selvatico che esalta magari proprio il sapore del pesce, specialmente quello azzurro. E tra queste curiosità di piante, una che io ho provato, che più che altro avevo preso come pianta quasi ornamentale, era l'elicriso, che molto spesso è usata anche nei giardini come decoro, ad esempio, che questa pianta aromatica che ha quasi un gusto di curry e che io ho usato ad esempio per insaporire proprio il pesce. Attenzione poi sempre a non usarne troppa, anche perché poi sennò va a ricoprire, soprattutto se parliamo di pesce, va a ricoprirne troppo il gusto e potrebbe essere più invadente che come abbinamento, ecco. Infatti la differenza proprio tra erbe aromatiche e spezie, perché proprio le spezie diciamo che le cosiddette droghe sono un pochino più intense come sapore, e poi le erbe, ecco, hanno questi aromi un pochino più delicati. Se pensiamo di nuovo, ritornando un attimo all'erba cipollina, un ottimo sostituto proprio della cipolla se vogliamo avere un gusto un po' più delicato e aumentare di più la nostra digeribilità. Parlavi anche di erbe aromatiche del nostro territorio, parlavi di aglio e cipolla, e quindi volevo sottolineare che ne esistono anche tante varietà appunto in Friuli Venezia Giulia, dalla cipolla di Cavasso, che noi siamo andati a conoscere e a raccogliere anche insieme agli amici di Cavasso Nuovo, e anche l'aglio di Resia, tra i più conosciuti sicuramente nella nostra regione, giusto? Esatto, bravissima. E dato che abbiamo parlato di spezie, di aromi e anche un po' di relax quando ci dedichiamo alle nostre erbe aromatiche, volevo raccontarvi qualche ricettina che ci hanno inviato naturalmente i nostri ascoltatori. Dato che la nostra Claudia ha parlato di maggiorana, questa ricetta di Jana delle sue schiacciatelle di patate arriva lei è della Repubblica Ceca, e c'è scritto proprio questa ricetta che vuole in abbinamento alle patate una manciata di maggiorana. Vi serviranno per preparare le vostre schiacciatelle 2 patate grandi, 4 cucchiai di farina 00, un uovo, un pizzico di sale, pepe e una manciata di maggiorana. Andrete a grattugiare con i fori grossi della grattugia le vostre patate, mescolate insieme a tutti gli ingredienti, quindi farina, uovo, pizzico di sale, pepe e maggiorana, e friggete formando proprio delle polpettine appiattite. Dovranno risultare sottili. Lei ci scrive un diametro di circa 10 cm e poi durante la frittura dovranno diventare naturalmente dorate e si chiamano schiacciatelle anche perché un po' dopo risultano leggermente croccanti direttamente per essere portate in tavola e scrocchiare quando arrivano all'aperitivo. Parlando poi di aperitivo, abbiamo deciso anche che vogliamo renderlo così un po' più ampio e quindi raccontarvi un'altra ricetta. Questa è la ricetta della salsa all'avocado, che non è esattamente un guacamole perché utilizza degli ingredienti così molto saporiti. Dall'avocado maturo ve ne servirà uno, intanto la ricetta è di Serenella Botta di Vittorio Veneto, quindi vi dicevo un avocado maturo, un cipollotto oppure uno scalogno, del prezzemolo quanto basta, qualche fogliolina di menta, del lime, 150 ml circa di succo, sale, pepe e paprika. Andrete a inserire il tutto nel boccale del frullatore, frullate il tutto, tutti gli ingredienti in modo che si amalgamino bene, aggiustate di sale e pepe e condite anche delle insalate di pesce, ci propone la nostra ascoltatrice, ideale per i gamberoni, quindi possiamo adattare questa ricetta anche alle nostre ricette di pesce, Claudia. Benissimo, poi è proprio bello, no? Che queste erbe
erbe aromatiche, questi aromi che sono queste sostanze, poi sono sostanze chimiche, sono prodotte dalle piante per proteggersi o insomma per magari contendere il territorio anche ad altre piante e allontanare gli insetti, e per noi queste sostanze chimiche danno proprio questi aromi così intensi, e questo, ecco, la curiosità, perché wow. Quali sono secondo te, ti chiedo così anche così coinvolgiamo i nostri ascoltatori, le erbe aromatiche che non possono mancare, diciamo, in tavola, tra le tue preferite? Ma tra le mie preferite sicuramente, ecco, io ci tengo molto anche alla menta, ad esempio, perché poi appunto aggiustata fresca anche nelle insalate, anche l'anice, e poi sicuramente basilico e maggiorana, questo sicuro. Però dopo per i piatti così a lunga cottura una cosa che non dimentico è anche l'alloro, oltre al classico rosmarino, salvia. Il mazzetto di erbe aromatiche, è quasi un mazzetto di erbe aromatiche, sì. Anche la melissa magari, sì, perché ha un gusto così molto delicato. Io ho iniziato ad apprezzare moltissimo il timo, che non conoscevo così bene, ma aggiunto alle ricette veramente può fare la differenza nel gusto, quindi provate anche voi ad utilizzarlo, a coltivarlo, così fate un po' l'unplan anche nei piatti, anche perché un piatto semplice insaporito con le erbe aromatiche può diventare qualcosa di veramente favoloso. Volevo chiudere insieme anche agli amici di Acqua Dolomia andandovi a raccontare un drink, dato che abbiamo parlato di ricette per l'aperitivo, un drink così particolare che è l'ugo, che viene portato tantissimo di tendenza in tavola. Hanno voluto darci la ricetta insieme proprio all'utilizzo di acqua dolomia frizzante. Io qui ce l'ho naturale perché è sempre con me durante ogni diretta. Per preparare il vostro ugo direttamente a casa vi serviranno per un bicchiere 5 foglie di menta, 150 ml di ribolla gialla, oppure potete scegliere il prosecco, un lime, 2 cucchiai di sciroppo di sambuco, 80-100 ml circa di acqua frizzante dolomia, che è bella intensa, perfetta per i nostri aperitivi. Andrete a pestare le vostre foglioline di menta o comunque a insaporire il bicchiere direttamente con queste per sprigionare proprio tutto il loro aroma. Aggiungete lo sciroppo di sambuco, l'acqua e una fettina di lime. Potete spremere anche qualche goccia del succo di lime per dare ancora maggiore sapore. Aggiungete a questo punto del ghiaccio e il gioco è fatto. Aggiungete infine la ribolla gialla o il prosecco e il gioco è fatto. Avete concluso il vostro bicchiere di ugo. Ovviamente ne potete preparare quanti volete. Noi vi abbiamo dato la ricetta base per l'aperitivo perfetto insieme alle ricette di Radio Chef, e quindi il nostro angolo delle erbe aromatiche è pronto per essere gustato, per insaporire i nostri piatti. Io ringrazio la nutrizionista Claudia Casarsa per essere stata con noi anche oggi. Sappiamo che il mondo delle erbe aromatiche è così vasto e oggi non potevamo approfondire tutto, ma intanto vi abbiamo cercato di dare qualche curiosità, vero Claudia? Pizzico. Giustamente. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Vi ricordo anche che le domande alla nutrizionista sono sempre aperte anche sulle nostre pagine social. Potete continuare a seguirci e scriverci anche direttamente nel forum sul nostro sito radio.0.it le vostre ricette. Per la puntata di oggi con Radio Chef è tutto. Noi ritorneremo domani a parlare di eventi, curiosità in cucina e tante ricette, quindi continuate a seguirci anche in questo viaggio nelle erbe aromatiche. A domani, ciao a tutti e buon pranzo amici di Radio Chef.